E anche non c'è più la famiglia dietro. Non dovrebbe esserci nemmeno la pubblicità, perché durante la pubblicità gli ospiti che ho, sentite, continuano loro davvero nel ragionamento, perché è un tema molto importante e anche scottante sotto certi punti di vista. Vi ricordo, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook, sono direi le 22 e 12 minuti primi. Allora, Denis è impegnato perché stiamo tentando di fare altri collegamenti. Allora, oggi siamo andati anche dal rettore della Basilica del Santo, padre Oliviero Svanera, che lui è un padre che ha fatto un libro sulla famiglia, è un moralista. Sentiamo cosa dice sulla mancanza nascita di bambini. Sentiamo. Beh, il tema del calo della natalità, o qualcuno lo chiama l'inverno demografico, è uno dei temi un po' più delicati anche del vissuto delle famiglie di questi anni. Io vorrei intanto dire dall'Osservatorio del Santo che il desiderio dei figli non è di meno oggi che ieri. Lo prova il fatto che la prima domenica di febbraio noi celebriamo una Santa Messa per tutti coloro che desiderano un figlio e la Basilica si riempie. Le coppie che desiderano un figlio ci sono, anzi le proiezioni statistiche dicono che le coppie vorrebbero almeno 2 figli se non di più. Certamente i problemi ci sono, perché i dati poi concreti del calo della natalità parlano chiaro. E detto del desiderio, io direi che da una parte ci sono delle questioni, chiamiamole politiche, chiamiamole sociali, chiamiamole di scarsa attenzione anche proprio alle necessità che una famiglia ha quando c'è un figlio, perché sappiamo insomma del sostegno economico piuttosto che degli asili nido, piuttosto che di altri aiuti. Ecco, dall'altra parte direi che una questione importante che io sento anche nel rapporto con le giovani coppie, con i giovani in particolare anche che si avvicinano al matrimonio e a fare famiglia, in relazione anche ai figli, è la motivazione. Io non darei per scontato che oggi le persone abbiano dentro una sana consapevolezza della bellezza anche del generare, perché come appunto non si sa perché sposarsi, non si sa forse neanche perché generare dei figli, non è così ovvio, tanto più se le difficoltà ci sono e come effettivamente ci sono, quindi credo che un intervento, una nostra riflessione, un nostro approccio culturale, per me anche religioso, sia proprio nel far capire che l'amore autentico è un amore che si apre alla vita e che anche se costa, e quando dai la vita e quando doni vita, che l'amore è veramente bello, è veramente significativo. Ed è l'augurio che lascio anche a tutte le persone che desiderano un figlio, che il loro amore sbocci in una nuova vita. Avete sentito anche il pensiero del rettore della Basilica del Santo, lui è un moralista, tra l'altro ha scritto anche un bel libro per quanto riguarda la famiglia. Abbiamo collegato la dottoressa, la psicologa Vera Slepoi, che la saluto, è tanto che non la vedo, è sempre un piacere rivederla. Buonasera dottoressa, grazie di essere con noi. Allora le chiedo anche a lei, perché si fanno meno figli? Ma sono cambiate le esigenze, perché i figli erano un patrimonio della cultura, della riproduzione, della tutela della famiglia, della tutela dell'economia stessa della famiglia, che aveva comunque una sua realtà, per cui i figli erano da un lato un dono, dall'altro una necessità, che contribuivano comunque alla gestione anche economica della vita stessa della famiglia, e comunque appartenevano a un certo tipo di cultura strutturata all'interno di fasce della nostra storia. Oggi il figlio è una scelta, ma anche una conseguenza talvolta della solitudine, o ancora è presente l'idea che il figlio unisca, completi, tuteli in qualche modo la possibilità della coppia di togliersi o di entrare in crisi. Il figlio viene ancora visto come un elemento di unione della coppia stessa, però il senso di difficoltà, una forma quasi un po' infantile delle coppie si sentono molto meno veicolate verso quello che è la genitorialità. Cioè, il problema oggi non è tanto l'economia, cioè la paura di non reggere economicamente
una genitorialità, semplicemente c'è il timore di finire o di comunque completare quella che è una fase quasi adolescenziale dell'amore e del matrimonio, perché il figlio comunque interrompe questa sorta di illusione diciamo amorosa, cioè l'amore che deve rimanere tale, mentre il figlio interrompe questo tipo di idealità, ma siamo all'interno comunque di un concetto ideale. Poi chiaramente il tessuto sociale, la visione del futuro è molto più precaria, dà molte meno garanzie, soprattutto in questo periodo, e quindi la scelta di un figlio diventa poi una sorta di complicazione nel dare al figlio un futuro sostenibile. Questo dipenderà comunque da quanto noi siamo in grado di controvertire un certo tipo di modello educativo e culturale per darne uno che dia valore comunque alla vita che vale la pena di essere vissuta. Ecco, chiedo a lei ovviamente che gli ospiti di studio, mi dà l'impressione, non so se sbaglio o se dico una stupidaggine, che quando la gente era più povera faceva i figli con meno difficoltà. Oggi che la gente sta meglio, usiamo questo termine, economicamente rispetto a 50 anni, 60 anni fa più fatica per i motivi che abbiamo discusso, per egoismo, per motivi che lo Stato non supporta la crescita dei figli. E dopo tutto questo ragionamento, come ne veniamo fuori, dottoressa Leslie Poi? Perché qui i dati sono davvero preoccupanti per il futuro dell'Italia, soprattutto per quanto riguarda le nuove nascite. Come si può venirne fuori? Ma sa, il problema dell'ignoranza non è che ci deve molto diciamo, rendere contenti come modello, nel senso che riprodursi, fare bambini senza poi essere in grado di educarli, sostenerli o di dare un minimo di garanzia di tutela per il loro futuro e la maggiore consapevolezza sono sicuramente una scelta migliore. E sicuramente ci vorrebbero scelte politiche diverse, cioè ad esempio l'inizio delle lezioni scolastiche, la possibilità di dare maggiori garanzie di sostegno alle donne in particolare che lavorano. Cioè, oggi tutti questi elementi che sono elementi più ideali che non reali comportano l'accesso alla paternità e alla genitorialità un elemento di scelta, ma anche un elemento di, non dico di fatica, di amore verso il figlio, ma di fatica nella possibilità concreta di poter gestire un certo tipo di vita. Non ci sono garanzie per le madri di poter, ad esempio, i primi anni di vita che sono così importanti dal punto di vista psicologico, avere delle ore che garantiscano la presenza della mamma nella crescita e nelle tappe evolutive del figlio. C'è l'assenza del genitore che lavora, che deve depositare il figlio per necessità in altri contenitori che non sono quelli affettivi, genitoriali, producono comunque le loro conseguenze, ma nello stesso tempo non c'è scelta. Eppure ci potrebbe essere una politica di fasce di orario e di aiuto ai genitori, ad esempio nell'accompagnamento a scuola, nel tutto quello che può essere la cultura della solidarietà. Nel passato le mamme avevano una rete sociale, pur nella povertà e anche in precarietà culturale, di avere una rete di solidarietà all'interno delle altre famiglie. Mi sembra di capire, dottore Salvatori, poi Venturini, mi sembra di capire che c'è bisogno del sostegno dello Stato. Mi sembra di intuire, di capire a tutti gli interventi finora di questa trasmissione, mi sembra deve essere non questo. solo dello Stato, ha detto una cosa... Concludo il ragionamento. Lo Stato, come diceva Rubinato, è un po' assente sotto questo profilo, mi sembra di aver capito anche questo. Come si può risolvere questo problema? Stato assente, però oggi la famiglia ha bisogno dello Stato per avere figli? Premetto che io non sono diciamo, l'esperta di questo argomento, però diciamo che la dottoressa ha toccato un punto fondamentale che è la rete sociale che stava intorno alle mamme che avevano figli, cioè potevano contare sulla vicina di casa, sulla zia, sulla nonna, sull'amica, eccetera, e magari questo aiuto che adesso non c'è, perché adesso
Tra l'altro molti giovani per studiare eccetera si spostano, quindi si trovano magari in una città che non è la loro città, non conoscono eccetera, quindi viene a mancare proprio quello che è il substrato sociale dell'amicizia, ecco, della condivisione magari di alcune cose. Oggi li porti a scuola tu, domani li porto a scuola io, le vai a prendere, non le vai a prendere, cioè sono tante cose che comunque aiutano le donne giovani che devono lavorare. Infatti molte donne che hanno il primo figlio devono smettere di lavorare perché non sono in grado poi di trovare un supporto. E quindi? E quindi bisogna che lo Stato in qualche maniera intervenga, favorendo magari la presenza per esempio di asili nido nelle aziende. Per esempio questo potrebbe aiutare molto le mamme, vanno a lavorare, possono portare il bambino, sanno che è in mani sicure, finiscono di lavorare, se lo possono portare a casa, possono andarlo a salutare, possono andare a dargli la pappa. Anche questo in qualche maniera quando sono piccoli sono delle piccole cose ma che sono fondamentali, possono consentire alla mamma di continuare a lavorare, certo. Per esempio. Venturini, poi ovviamente Romiato, poi tutti quanti vogliono intervenire per questo ragionamento, ma mi sembra di capire, ripeto, che lo Stato deve dare una mano, insomma, mi sembra di capire. Allora, Venturini, voi siete la parte politica di questa trasmissione e anche la Rubinato, in parte lei, la Rubinato poi è stata anche a Roma, quindi... Sì, come dicevo prima, secondo me concorrono una serie di fattori, sia quello culturale che quello economico. Culturale nel senso che abituati a determinati standard di vita, comfort, le persone ad un certo punto per avere figli devono rinunciare. Allora se lo Stato garantisce quelle condizioni per poter ridurre i disagi delle persone, ecco che l'aspetto culturale e l'aspetto economico riescono a creare le condizioni per poter fare figli. Quindi è vera tanto la tesi del professor Crepè, della dottoressa Slepoi, quanto quella del dottor Dalla Zuanna, dove vengono messi insieme appunto tutte le componenti, culturale ed economica. Qual è la questione di fondo? La questione di fondo è che ci vogliono risorse, cioè bisogna capire lo Stato quanto vuole investire nella parte della popolazione più giovane, perché adesso, diceva giustamente il presidente delle case di riposo, dell'Associazione delle case di riposo del Veneto, della RSA, che tra 15-20 anni i bambini del baby boom degli anni 50-60 saranno anziani da inserire nelle case di riposo, non ci staranno ed economicamente sarà una spesa elevatissima da sostenere. Lei fa parte della politica, Venturini, dobbiamo ma allora quello che sto dicendo è anche una questione economica in una società che sta diventando sempre più vecchia. L'anno scorso la Regione Veneto ha adottato una legge, la legge 20 del 2020, la quale prevede che vengano stanziate delle risorse ad esempio per azzerare le rette degli asili nido. Sono previste delle risorse per le famiglie cosiddette fragili, cioè se ci sono delle famiglie con genitori separati piuttosto con magari un solo genitore. Sono previste risorse anche per assegni prenatali, cioè per sostenere le spese della gravidanza e dei primi mesi di vita. Vabbè, però ci vogliono le risorse, cioè le leggi ci sono, è che bisogna finanziarle. Allora, sono state stanziate dalla Regione Veneto 5 milioni di euro per gli assegni prenatali e 4 milioni di euro per le famiglie fragili, però non bastano, non ci sono risorse e quindi il problema di fondo è proprio questo. Allora, adesso con il Recovery Plan prevede a livello nazionale proprio l'opportunità di investire del denaro per permettere di creare le condizioni, ad esempio, per le rette che siano il più possibile basse per gli asili nido. Ma le domando, ma c'è un'organizzazione tale da far sì che cambi un po' la mentalità della gente per via ovviamente dei contributi che lo Stato, degli aiuti che lo Stato può dare e far sì che qualcuno dia perché c'è il ministro che dovrebbe seguire la parte della famiglia, però mi sembra che sia un attimino messa in disparte con tutte le problematiche che ci sono al giorno d'oggi, però la famiglia è importante per la crescita del futuro, per la crescita del paese, per la crescita di tutto quello che comporta ovviamente il nostro modo di vivere. E come si può fare? Perché ci sono, ma bisogna farlo poi. E quindi... Io sono convinta che dobbiamo assolutamente prendere questo treno che sta passando delle disponibilità economiche che arrivano dall'Europa per cercare di impostare una politica che sia completamente diversa, che abbia delle altre priorità. Dottoressa Quadraro, secondo lei? Secondo me,
Allora, la cosa a cui io stavo adesso riflettendo è quello che vorrei riprendere una cosa che ha detto la dottoressa Slepoi. Vedevo che consentiva mentre parlava la dottoressa Slepoi. Sì, perché stavo collegando a questa cosa che secondo me è importante che ci siano le risorse appunto per gli asili nido, per le scuole, però è anche importante prestare attenzione alla qualità come dire, dell'accudimento e del prendersi cura dei bambini, perché quello che sta succedendo sempre di più è che c'è uno schizzare dei disturbi dei bambini, disturbi del neurosviluppo, e noi non possiamo fare, cioè è importante che questi figli vengano messi al mondo, ma è anche importante che ricevano le cure e le attenzioni che sono necessarie per poter avere uno sviluppo sano e non patologico. Ma secondo lei oggi le famiglie d'oggi, le giovani famiglie d'oggi che fanno figli, crescono i figli in maniera educata? Secondo lei o sbagliano qualcosa? Ma non è questione di educazione, è questione anche di avere i figli in mente, e quando noi siamo troppo presi dalle preoccupazioni, siamo troppo oberati dal lavoro, dal come gestire la nostra quotidianità, è chiaro che diventa anche difficile poter avere il tempo e lo spazio mentale da dedicare ai figli. Quindi io credo che delle politiche che mettano insieme, come diceva anche prima il dottor Dalla Zuan e qualcun altro ha detto, mettere insieme sia politiche di tipo di aiuti finanziari ma anche politiche che permettano anche dei tempi per la famiglia che siano diversi, cioè non è questione solo di avere dei servizi asili nido che vanno avanti fino alle 7 di sera perché così la mamma può lavorare dalle 8 alle 6, cioè questo può andare bene ma fino a un certo punto, cioè in una famiglia comunque certo, ci prima deve di ritornare dalla Slepoi, che si può delegare allo Stato di educare i figli, no, vero? Perché se no, se noi pensiamo che il problema si risolva, scusate, mettendo i figli dalle 8 di mattina alle 5 del pomeriggio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a scuola, così io quando torno ho il tempo di far da mangiare e riunirci tutti a tavola, non è quando va bene, certo, quando va bene, questo non è sufficiente. Professor Dalla Zuanna, prima di tornare alla Slepoi, secondo lei ne veniamo fuori da questo ragionamento? Cioè nel senso ne veniamo fuori? Sarà un ritorno alla crescita del Posso solo dire quello che è successo in altri paesi. La Germania aveva la fecondità più bassa dell'Italia 10 anni fa. Come ha fatto a aumentare la fecondità? Ha fatto due cose. Ha messo una quantità importante di risorse per quello che prima era un po' disprezzato come una mancia. Per molte famiglie 200 euro al mese non sarebbe una mancia, ma sarebbe... Ha già aumentato i 50 euro, prima erano 150. No. Ma allora, dipende la legge che ora c'è in Parlamento prevede 200 euro per le persone di classe medio e medio-bassa e prevede poi meno soldi per le persone più ricche, perché giustamente bisogna dare di più a quelli che hanno meno su questo. E parlavano che la cifra dovrebbe essere sui 200 euro per le famiglie più povere, ok? Al mese fin quando hanno 18 anni. Questa vorrebbe dire una rivoluzione fiscale in Italia, perché per la prima volta avremmo una cosa. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, e la Germania l'ha fatto questo, ha messo proprio l'assegno universale per i figli fino ai 18 anni. La seconda cosa è abbassare drasticamente i costi per i servizi di tipo scolastico per i bambini piccoli. Questa è una seconda cosa, che in Italia sono ancora molto costosi. Per esempio in Italia c'è lo scandalo in particolare in Veneto delle scuole paritarie che costano molto di più rispetto che alle scuole comunali o statali, anche se in alcuni paesi non c'è la scelta possibile in alcuni comuni, perché è una battaglia che aveva sempre fatto l'onorevole Rubinato quando era in Parlamento, ma non si è mai riusciti a cavare un ragno dal buco su questo in modo radicale, no? E mentre per esempio in Trentino, che non a caso ha una fecondità molto più alta di quella del Veneto, costa uguale mandare un bambino a una scuola statale o una scuola paritaria. Queste sono le cose. Ma poi si possono fare cose creative, tipo quella che ha fatto il Veneto. Quello che ha fatto il Veneto, per esempio, 15 anni fa, ha fatto una cosa innovativa, ha fatto le sezioni primavera, no? Per cui
le scuole paritarie hanno potuto tenere, e anche altre scuole materne, tenere i bambini anche di 2 anni all'interno, e questo con costi molto più bassi. Cioè si possono fare cose, no? Cose molto importanti, bisogna però andare in quella. La Germania l'ha fatto e nel giro di 10 anni ha fatto aumentare in modo importante la sua fecondità. Quindi non è un destino la bassa fecondità, non è vero che nel mondo ricco la gente non vuole aver figli. C'è chi non vuole averli, c'è chi vuole averli, ma mediamente si arriva a quell'1,8, l'1,9 figli per donna, che assieme a una moderata immigrazione possono permettere di risolvere i problemi di cui si parlava prima, cioè il problema dei troppi anziani, eccetera. Questo è il discorso. È anche un problema, se posso aggiungere. Poi devo congedarla. Io mi infermo. Cosa ne pensa, dottoressa Slepoi, di questi ragionamenti che stiamo facendo e di questo tipo di trasmissione, soprattutto perché ovviamente... Io generalmente non do valutazioni su scelte dei contenuti che un contenitore media decide di dare. È un argomento indubbiamente interessante. Tra di me ho detto finalmente non parliamo di Covid e per un momento portiamo le persone su un altro territorio, che non è un territorio leggero, però è un territorio perlomeno che ha una progettualità, perlomeno si interroga su quello che può essere il futuro della nostra società, che in questo periodo un po' andiamo perdendo questo tipo di tematiche. Per tornare invece al dibattito in corso, io faccio difficoltà ad avere un equilibrio tra quello che può essere l'interpretazione politica economica, che ha indubbiamente il suo valore, ma non riesco chiaramente a distaccarmi da quello che sono gli strumenti necessari per la vita positiva di un bambino, perché il bambino, vorrei ricordare, che ha comunque bisogno di avere un'affettività. Il problema è non solo fare bambini, ma fare un brutto termine, comunque concepire nascituri che possono avere una vita futura decente, equilibrata, sostenibile. Parlo dal punto di vista chiaramente psicologico. È chiaro che bisognerebbe ribaltare tutta la struttura economica sociale di questo millennio, perché il discorso dell'economia è fondamentale, perché dovrebbe consentire alle madri di poter lavorare di meno, per poter stare soprattutto i primi anni di vita. I primi anni di vita sono fondamentali per l'equilibrio affettivo. Se chiaramente però c'è una spinta economica a produrre e quindi le famiglie sono costrette comunque ad avere una progettualità parallela, che è di mantenere uno status economico che non è la ricchezza, è la vita, cioè la vita comune, non parliamo neanche di sopravvivenza, ma di vita quotidiana, che vuol dire cercare di avere la casa, cercare di avere la lavatrice, la macchina, di poter avere un minimo di vita, di un territorio alimentare sano. Cioè è costoso un certo tipo di vita anche alimentare sana. Tutti questi presupposti dovrebbero passare attraverso un ribaltamento che non lo vedo in questo momento nelle corde, nei progetti e nella visione politica sul creare una maternità adeguata, una famiglia che riesca a gestire il proprio ruolo nel benessere, nell'interesse del bambino. Vorrei però aggiungere un elemento fortemente, chiaramente psicologico, che è l'istinto materno, che comunque la tendenza alla maternità, che personalmente io la vedo estremamente impoverita. Cioè io vedo mamme esageratamente bambine, molto spesso i bambini che nascono vengono gestiti dalle nonne o comunque da strutture, da famiglie affettive parallele, quindi c'è una difficoltà che andrebbe analizzata e va a toccare il desiderio di maternità, il desiderio di paternità, cioè il desiderio che il bambino sia un'esperienza di crescita e di grande atto di amore e di generosità e non di egoismo, che in questo momento è come si può dire, il contraltare del fare i bambini, della maternità, che è un grande atto di generosità. Quindi questo è un elemento che ha comunque una chiave psicologica, anche culturale,
ma che risiede un po' nella vita, anche nelle tappe evolutive che hanno portato un soggetto a diventare poi coppia e quindi a diventare poi forse genitore. Grazie dottoressa Slepò, è stata molto gentile, grazie. Saluti a tutti. Grazie. Buonasera. Noi andiamo in pubblicità tra poco.